Dopo aver visto gli assoli del mattino della categoria esordienti per quello che riguarda Diego De Stefano per il primo anno e Riccardo Frosini per il secondo anno, siamo già passati con le immagini alla riunione dei direttori sportivi nel dettaglio della categoria allievi. Un percorso, come state vedendo anche dalla mappatura, che è totalmente differente rispetto a quello dello scorso anno. Non si farà il classico circuito degli esordienti, o perlomeno lo si farà in due volte, nel senso, dopo si farà la partenza, si passerà sotto il traguardo, quindi dopo il primo giro del circuito si andrà verso il passaggio da Castelnuovo Garfagnana, poi in via Fondovalle a Ponte di Campia, poi ci sarà il classico circuito di Ponte di Campia con da ripetere 3 volte, 10 km a giro, poi ci sarà l'attraversamento del centro storico, ci sarà il passaggio da Castelnuovo Garfagnana dove c'è il traguardo volante di Moreno Bergamini, intanto il via ufficioso dato da Luciano Angelini, il vice sindaco del comune di Pieve Fosciana. Abbiamo detto non è presente per motivi personali il sindaco Francesco Angelini, a cui comunque facciamo tantissimi saluti, come salutiamo anche il presidente della Monte Carlo Ciclismo, Ferdinando Di Galante. Sono 74 gli atleti che prendono il via per quest'ultima gara. Vediamo che Quinto Rocchiccioli con Pierluigi Castellani, Fabio Tani pronto per dare il via, pronti partenza via, partiti per i 61 km e 500 metri da affrontare per questo percorso totalmente nuovo, ridisegnato per questa seconda edizione del Memorial Mori Rossano per gli juniores. Una qualcosa di incredibile, tante volte si pensa, no? Invece qui la comunità, non solo l'amministrazione comunale, è stata veramente aperta a questo nuovo progetto del ciclismo già l'anno scorso, perché se si pensa quello che poi è stato quest'anno il gemellaggio ciclistico con Castelnuovo Garfagnana, i ricordi Moreno Bergamini, però soprattutto l'idea che già nella testa degli organizzatori e anche del comune soprattutto c'è l'idea, magari chissà, di andare, o c'è un provinciale, magari proviamo ad andare a un regionale, chi lo sa, magari non spoileriamo perché magari l'idea c'è. Intanto sono le maglie della nuova ciclistica Arma che si stanno muovendo in questo momento, attacco del corridore in maglia nuova ciclistica Arma. Si tratta di Cristian Ramella. Qui vediamo la moto informazione che è curata da Gabriele Varignani. Abbiamo visto Ramella che stava provando l'attacco. Abbiamo detto in questo momento abbiamo fatto 9 km di gara, sempre Ramella con mezza salma questa volta sulla ruota a provare l'attacco. Abbiamo detto abbiamo percorso in questo momento 19 km di gara. Anche Pavi degli Innocenti che prova Ramella con mezza salma, e Leonardo Pavi degli Innocenti che stanno provando ad evadere dal plotone, gruppo che per ora sta controllando la situazione, gruppo che ci veniva segnalato soprattutto la Vigor tra le formazioni, infatti vediamo, e la Hyperfinish, le due formazioni che stanno sicuramente dando più battaglia. Qui in questo momento invece è il portacolori al 28esimo chilometro di gara, è il portacolori della formazione guidata da Sauro Bertoncini da Monte Carlo Ciclismo, ovvero Francesco Bandini, che sta provando ad uscire dal plotone in maniera solitaria. Abbiamo detto, tra l'altro possiamo dire Sauro Bertoncini proprio di zona perché è praticamente di casa qui in Garfagnana, e guardate, un compagno di squadra in questo momento è Filippo Bozzoli, quindi due atleti al comando. Si tratta di Bandini e di Bozzoli, due maglie della Monte Carlo Ciclismo al comando in questo momento, dopo 28 km di gara percorsi. Quindi siamo già usciti, siamo sul circuito di Ponte di Campia per i due uomini della Monte Carlo Ciclismo, come detto diretti da Sauro Bertoncini e da Avanzinelli. Sono loro i due direttori sportivi, gruppo che per ora si mantiene a una decina di secondi, qualcosa di più per i due atleti. Noi andiamo anche a ricordare i vari ringraziamenti, come ai prodotti Garfagnini Bar Alimentari, Marcalli e Piangentini, la Moderna, alla gelateria Lilli, alla macelleria Luigi Angelini, all'impresa Costruzioni Guidigino. Intanto da dietro si muovono anche le maglie della formazione
dell'Empolese, con Cialdini, quindi con Matteo Cialdini, che sta provando ad accodarsi al duo della formazione della Monte Carlo Ciclismo. Vorranno sicuramente fare bene, tra l'altro c'è la maglia del campione provinciale, ma come detto noi abbiamo salutato anche il presidente Ferdinando Di Galante, che vanno veramente i nostri grandi saluti. Intanto si sta staccando Bandini, rimane Bozzoli sulla testa della corsa, sul forcing, come detto, di Cialdini, che sta veramente seguiti dalla moto informazione di Gabriele Varignani. Dietro sono le maglie del Team Bike Sport Ballero, che stanno provando ad uscire dal plotone, quindi corsa molto movimentata, scatti contro scatti, ma sono le maglie del gruppo sportivo per finish, come detto, e quelle della formazione della Vigor, che stanno continuando a tallonare. Vediamo nel dettaglio, stanno provando in questo momento gli atleti della Iperfinish. Si tratta di Andrea Mugnai, che va a chiudere definitivamente sul drapello. In questo momento si era creato un piccolo buco per l'esattezza. Intanto con le immagini siamo già piombati con il Tommaso Roggi della formazione sempre della Iperfinish, formazione che è a diversi primi anni e soprattutto è partita piano piano in sordina, ma sta crescendo sempre di più. Ha fatto 2 vittorie con Agnini, poi è arrivata Luci, è arrivato Cianti, insomma una formazione che si sta difendendo molto 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 bene, che ha nell'organigramma tra l'altro Lia Favilli, Francesco Casagrande, per dirne alcuni, ovviamente, oltre ovviamente a tutto il resto dello staff che lavora insieme ad i ragazzi, e poi una squadra giovane, perché sono tanti del primo anno, la maggior parte possiamo dire, se non tutti del primo anno, perché anche colui che è in fuga ora, Tommaso Roggi, è il primo anno. E intanto vediamo che però viene saltato di netto il corridore della formazione della Iperfinish. Da dietro arriva a doppia velocità il portacolori della Unione Ciclistica Empolese, quindi lo andiamo anche a prendere nel dettaglio il portacolori della Empolese. Si tratta il corridore della Empolese, si tratta di Alessandro Fiore, che adesso Roggi un attimino era stato colto di sorpresa perché andava a una velocità doppia in questa strada che è a favore scende. Siamo invece dietro con le immagini portacolori del gruppo sportivo Butese. Si tratta di Lacerda, che sta uscendo dal plotone alla caccia dei 2 uomini al comando, li vede, quindi a momenti potremmo avere 3 uomini sulla testa della corsa, con un atleta della Butese, con uno della Iperfinish e uno della Empolese. Inizia un po' a delinearsi la situazione dopo una prima parte di gruppo compatto, scatti e controscatti su questo circuito di Campia. Supera anche la moto in formazione di Radio Corsa, e vediamo solo dietro le maglie della formazione della Monte Carlo Ciclismo, proprio con Emanuele Tarabori. Tra l'altro Emanuele Tarabori già vincitore quest'anno, anche lui in un primo anno di stilissimo, ha fatto diversi piazzamenti. La vittoria il 25 di aprile a Donoratico, il corridore che però, lo diciamo, corre con la maglia della formazione Monte Carlo Ciclismo. Non potrà vincere il provinciale di Lucca perché è residente nel provincia di Pistoia. Tanto siamo con Edoardo Agnini, corridore lui sì che è di Lucca, corridore lucchese, che quindi andrà a giocarsi il provinciale, sta provando ad uscire. Siamo al chilometro 39 di gara, vantaggio che ci viene segnalato da Radio Informazioni, 19 secondi il vantaggio del corridore del portacolori della Gruppo Sportivo per Finish. Tra l'altro Gruppo Sportivo per Finish che sta sicuramente facendo una gara molto all'attacco, mentre dietro vediamo che è la Vigor Cycling Team che si sta incaricando. Stanno parlottando gli uomini della formazione piemontese per capire anche il da farsi. Anche loro hanno lavorato molto nel bisogna stare attenti, che sanno quando muoversi, e intanto ci provano gli atleti della Empolese ancora per provare a rientrare su Agnini. Vediamo, è anche Tommaso Fogli che prova sull'inerzia del compagno di squadra che lo ha lanciato. Vengono via in 3 2 maglie della formazione della Empolese con Fogli. C'è anche Biancalani e quindi 2 maglie Empolese, come detta, alla caccia del portacolori, e con loro viaggia il corridore della formazione della Vigor Cycling Team, ovvero Filippo Martino, che è riuscito ad inserirsi nel mezzo, e arrivano anche le maglie del pedale senaghese. Maglie del pedale senaghese, si tratta di Colombo, e arriva anche le maglie dell'Appenninico 1907, arrivano sulla testa della corsa, quindi si forma questo quintetto con questi 5 uomini: Tommaso Fogli, Colombo, poi abbiamo visto Martino, ma il gruppo è dietro, il gruppo è subito dietro, occhio perché
Al chilometro 46 di gara la situazione è di nuovo in evoluzione con 6 uomini al comando. Andiamo anche ai indicati. C'è Parigi della formazione dell'Appenninico, si tratta dell'Hyperfinish DPA del pedale senaghese, si tratta di Tringalli, poi per quello che riguarda invece l'Empolese si tratta di Cialdini. E poi c'è anche Bozzoli della Monte Carlo Ciclismo. Questo che invece vedete è Dutto, Gabriele Dutto della formazione della Vigor. E infatti è la Vigor dietro che si sta incaricando dell'inseguimento. Vigor Cycling Team che si sta lavorando, è Luca Gugnino che sta lavorando sulla testa del gruppo, seguito da Zanesi della Pedale Senaghese. Sono le formazioni extraregionali, come abbiamo ricordato più volte, e stanno per andare a chiudere sul drappello di fuggitivi. Luca Gugnino che sta lavorando, è la Vigor. Come abbiamo detto, sanno il momento preciso in cui partire, sono stati a ruota, sono stati diciamo nel gruppo a controllare la situazione. Siamo al traguardo volante di Castelnuovo Garfagnana, lo va a prenderselo Bruno Jacopo Taddei, il vincitore di Cintolese, che ha un vantaggio in questo momento di 20 secondi sul gruppo tirato sempre dagli uomini della formazione della Vigor Cycling Team. Adesso c'era Leonardo Pavi degli Innocenti davanti al gruppo che sta per andare a chiudere sul portacolori della formazione della Vigor, che sta inseguendo in questo momento, perché Pietro Solavaggione della Vigor è all'inseguimento di Bruno Jacopo Taddei, il corridore al comando, il corridore che lo ricordiamo con un'azione solitaria era andato a trionfare a Cintolese. Quindi questo è il dettaglio del corridore che è all'inseguimento del portacolori dell'Unione Ciclistica Empolese. Siamo al 53esimo chilometro di gara, quindi mancano 8 chilometri alla conclusione di questa gara. Un percorso bellissimo, possiamo dire studiato nei minimi dettagli sia dal comitato organizzativo, perché ricordiamo sempre non solo da Monte Carlo Ciclismo, ma dalle persone legate anche al territorio, come ad esempio Saro Bertoncini, la Monte Carlo Ciclismo con Saro Bertoncini come detto, Stefano Fulegnami, il comune di Pieve Fosciana e il comune di Castelnuovo Garfagnana, che hanno veramente voluto anche questa gara. Siamo con il battistrada Bruno Jacopo Taddei, vantaggio che era di 20, occhio un attimino di indecisione ad prendere quella curva, e intanto siamo dietro, vantaggio di 25 i secondi di vantaggio sul corridore che stiamo vedendo qui, Solavaggione della Vigor. La Vigor che dicevamo prima, no, ha saputo muoversi, ha tenuto praticamente fino a un certo punto, poi ha detto siamo nel finale di gara, mancano 10 km, 15 km all'arrivo. A 15 km all'arrivo sapete che si fa? Andiamo a muoverci anche noi. L'Hyperfinish ha lavorato fino ad ora, adesso siamo noi che ci muoviamo, e adesso si muove anche Pietro Menici del gruppo della formazione della Bessi di Calenzano. Il corridore pratese della Bessi prova a muoversi in prima persona, prova a fare la selezione sulla salita che poi porterà verso Pieve Fosciana, verso il passaggio dal traguardo, suono della campana e arrivo. Si va a riprendere sulla Vaggione, occhio perché Menici fa la differenza in salita, occhio perché Menici spinge. Sono le maglie dell'Hyperfinish e quelle della Vigor a circondarlo. C'è anche Edoardo Rengo della formazione nuova ciclistica Arma. Bisogna veramente fare attenzione a quello che sta succedendo in questo finale. Bruno Jacopo Taddei è sempre al comando, ma adesso il vantaggio è minimo. Dopo la spinta del corridore della Bessi di Calenzano, che ha fatto nettamente la selezione in salita, ha messo in fila indiana e ha spezzato il gruppo in più tronconi. Adesso si volta, chiede il cambio. Erano 2 maglie Vigor, 2 maglie Hyperfinish sulla quella testa della corsa, che adesso stanno per andare anche a chiudere. Dovrebbe esserci anche una maglia della Buttese, potrebbe essere Duccio Kovacs, il corridore che era nel mezzo, non ci sbagliavamo, era una maglia della Buttese, era Duccio Kovacs, quindi, che era nelle prime posizioni del gruppo. Adesso stiamo per rientrare sul tratto finale che porterà verso il passaggio ai corridori. Possiamo dire di nuovo il drappello davanti compatto, vediamo, siamo proprio con le immagini da Pieve Fosciana, saranno gli ultimi 3,9 km, ma il gruppo si sta ricompattando alle spalle del corridore. Adesso ci provano le maglie della Hyperfinish, sono le maglie della Hyperfinish. Noi abbiamo ringraziato veramente sia l'amministrazione comunale, gli sponsor, che abbiamo veramente detto quello che hanno fatto, il grande impegno del comitato organizzativo. E guardate, siamo sul tratto in pavé,
con il centro di Pieve Fosciana, con le maglie della formazione del gruppo sportivo Iperfinish, che adesso sanno che manca 3 km e 9. Arriva anche Edoardo Rengo in seconda posizione, poi le maglie della Vigor Cycling Team. Adesso sono loro a spingere, a cercare di rientrare e provano a gestire questi ultimi 3 km. Sono proprio loro. Suono della campana in questo momento, si passa gli ultimi 3 km e 9 per decretare il vincitore, e poi l'ultimo campione provinciale si è dimezzato. Vediamo, passano, sono 3 le maglie della formazione del PV4, 4 maglie della formazione del Iperfinish. A chiude questo drappello Massimo Mezzasalma della Coltano Grube e Costruzioni. Arriva ora un altro drappello, le maglie della Bike Ballero, poi quelle del pedale senaghese, che ci sembra siano rimaste fuori dal tentativo davanti. Stiamo solo veramente attendendo quello che sarà il finale di questa gara, per anche vedere chi riuscirà a trionfare. Siamo con la volata, vediamo Gugnino davanti, Luca Gugnino, vediamo Edoardo Rengo. Rengo esce fuori ora in questo momento a 50 metri dall'arrivo, ed è Edoardo Rengo l'ultimo vincitore davanti a Gugnino, a Lorenzo Luci, a Pietro Salvaggione. Poi arriva ora in questo momento Menici davanti a Parigi, poi arriva Cianti davanti a Pierini, che è il nuovo campione provinciale, il corridore della Monte Carlo Ciclismo. Poi nono Pucci e decimo Leonardo Anichini della Empolese. Questi sono i primi 10, sono stati gli ultimi 100 metri che hanno fregato Gugnino, che comunque dobbiamo dire ha lavorato in precedenza, quindi aveva anche consumato le energie. È stato abilissimo Rengo, era uno dei favoriti quest'oggi, è riuscito a fare la corsa, e noi con queste immagini vi lasciamo veramente a questo Memorial Mori Rossano, che ha visto una grandissima anche quest'anno partecipazione non solo di atleti ma di pubblico. Altri arrivi sotto il traguardo, quindi Diego De Stefano della Butese, Riccardo Frosini dell'Olimpia e Edoardo Rengo sono i 3 vincitori del Memorial Mori Rossano, con 2 maglie per la Monte Carlo Ciclismo, quella di Ginesi e quella di Perini ora, con Martinelli nel primo anno del team Val di Nievole. Andiamo alle interviste di Rito con i protagonisti. Edoardo Rengo della nuova ciclistica Arma, eri uno dei favoriti quest'oggi, sei riuscito a gestirti bene, no? Nel circuito basso, poi Gugnino è partito forse un po' troppo lungo, te sei riuscito a esplodere nel finale? Sì, sapevo che dovevo stare attento a Gugnino e volevo anticipare subito, ma non ce l'ho fatta, allora mi sono messo in terza posizione negli ultimi 500 e poi ho saltato gli ultimi 2 agli ultimi 100 metri, è andata bene. Una dedica per questa vittoria in terra toscana? La dedico alla mia famiglia, al mio allenatore, ai miei compagni di squadra e ai miei amici. Luca Gugnino della Vigor Cycling Team, avete controllato la corsa per diverso tempo, anche nel finale al passaggio al suono della campana eravate schierati per controllare la gara, poi ti abbiamo visto lanciare una volata forse un po' troppo lunga? Ma per quanto riguarda la volata, in teoria sarebbe stata un lead out, quindi avrei dovuto tirare al mio compagno, che poi è rimasto un po' indietro, e quindi sì, però diciamo, se volevo giocarmela io l'ho tirata un po' lunga, però in teoria era per il mio compagno, però alla fine è andata così, perché ha perso un po' le ruote del gruppo, cioè di me, diciamo, è rimasto un po' indietro. Una prestazione però di squadra molto positiva, no? Siete stati davanti, avete concesso poco. Sì, volevamo far bene tutti quanti, chi per vincere, chi per lavorare per la squadra, aiutare la squadra, e il ritmo è stato fin da subito molto alto e c'era anche, diciamo, discese, quindi era alto il ritmo. Lorenzo Luci del gruppo sportivo Iperfinish, un piazzamento sicuramente che dà morale. Avete controllato la corsa, soprattutto nel finale siete riusciti a stare davanti, e poi probabilmente Rengo ha avuto quell'esplosione, però un buon terzo posto. Sì, un buon terzo posto, anche oggi come squadra si è lavorato per bene. A inizio salita si era in 3 della squadra, /4, e lungo la salita Cianti e Pucci mi hanno dato una grossa mano scremando un po' il gruppo. Poi arrivati sul finale c'era sempre Gugnino e Orengo, erano i 2 ragazzi che temevo di più oggi, infatti si sono fatti valere. Filippo Andrea Pierini della Monte Carlo Ciclismo, oggi veramente una bellissima gara, possiamo dire quasi di casa, perché è organizzata da voi, corsa abbastanza dura che ti ha portato questo piazzamento e questa maglia. Sì, è stata sicuramente una corsa molto dura e selettiva nell'ultima parte, da Castelnuovo fino a qua. Si correva in gara, quindi ci tenevo in casa, ci tenevo a far bene e dai, tutto sommato è andata bene. Mancavano un po' le energie nel finale, però va bene così, dai.
pian piano si cresce. Anna Filippi, moglie di Rossano Mori, veramente anche quest'anno una grandissima partecipazione, poi quest'anno con il sole, nonostante un po' di pioggia alla premiazione, però è stato sole pieno. Bisogna dire che ha lasciato un grandissimo ricordo, Rossano, perché l'impegno della comunità che c'è stato per il suo ricordo è tanto forte. Sì, mi sembra che tutti abbiano partecipato molto intensamente, i ragazzi sono stati fantastici, quest'anno ci ha accompagnato anche il buon tempo e quindi che dire, speriamo che sì, rimanga nel cuore un po' di tutti i pievarini in questo caso e altri, degli amici che hanno partecipato e quindi le voglio ringraziare loro, voglio ringraziare la Monte Carlo Ciclismo, voglio ringraziare il comune che si è prestato ovviamente a questa manifestazione e quindi niente, tutti quelli che si sono dati da fare perché il lavoro è grande dietro a tutte queste corse, a queste cose c'è solo l'impegno, ecco, di tutti. Ecco. Quindi ringrazio tutti, spero che il prossimo anno risiamo qua. E quindi mi sembra che anche la gara sia stata molto efficiente, molto sentita e anche i ragazzi ho visto che specialmente gli allievi hanno partecipato veramente da professionisti, guarda, sinceramente sono rimasta commossa proprio, guarda, ma proprio commosso. Siamo con Simone Vergamini, figlio di Moreno Vergamini, a cui è intestato il traguardo volante che oggi è stato qui a Castelnuovo Garfagnano, un grande ricordo che ha voluto fare il mondo del ciclismo, il mondo che amava tuo papà. Sì, è stato veramente un piacere, un onore. Ho sposato e apprezzato sin da subito questa idea e siamo stati felici sia io che Anna Grazia, la mia compagna, tutti quelli che lo conoscevano, insomma, perché poi lui era veramente un grandissimo appassionato che riusciva a comunicare e trasmettere la sua passione a tutti e assolutamente bellissimo essere qua, insomma, anche un pochino nel suo ricordo, ecco. Siamo con Anna Rita Fiori, Presidente del Consiglio Comunale di Pieve Fosciana, insomma avete rinnovato questo connubio veramente, oggi tra l'altro era impegnata veramente a dare da mangiare a tutti questi ragazzi, un giorno che a parte il finale proprio ha voluto bene alla corsa, quest'oggi sole pieno e tanta gente sulle strade di Pieve Fosciana. Infatti oggi è stata una giornata stupenda, noi siamo entusiasti di quello che è stata sta giornata. Volevo però fare una menzione in particolare. Il nostro sindaco ci tiene a salutarvi. Il sindaco è ricoverato in ospedale a Bologna per un intervento, vi manda i saluti e io ci tengo che un saluto da parte nostra arrivi anche a lui. Volevo dire anche, porre dei ringraziamenti a tutti coloro che hanno permesso tutta questa bella organizzazione, l'Unione dei Comuni, il Comune di Pieve Fosciana, la S di Monte Carlo, dei quali saluto anche il Presidente perché anche lui so che non sta in salute in questo momento, per cui un grande saluto e un abbraccio da Pieve Fosciana. Inoltre voglio ricordare con grande affetto la persona a cui abbiamo dedicato questa manifestazione, che è Mori Rossano, e infatti se avete visto nell'organizzazione c'è la famiglia di Mori Rossano che ci ha messo la passione e la voglia di rinnovare questo appuntamento per la seconda volta consecutiva. Il Comune di Pieve Fosciana è orgoglioso ed è, come ho detto anche nella precedente intervista, già pronto a quella che sarà la terza manifestazione, se sarà possibile e se saremo indicati come paese ancora in cui svolgere l'evento. Luciano Angelini, vice sindaco del Comune di Pieve Fosciana, un grande impegno per voi, avete voluto fortemente, lo avete detto già nella conferenza stampa di qualche tempo fa, rinnovare questo grande ciclismo, il ritorno a Pieve Fosciana in ricordo di Rossano Mori. Sì, siamo contenti perché è stata una manifestazione bellissima, quest'anno assegnavamo anche le maglie del campionato provinciale. Il tempo ci ha assistito, a parte ora viene qualche goccia, ma insomma siamo molto contenti. I ringraziamenti naturalmente vanno a tutti quelli che hanno organizzato, dalla Monte Carlo Ciclismo a tutte le associazioni, le polizie locali. E niente, è stata una bella manifestazione di sport,
siamo pronti per il prossimo anno. Angelo Bertolini, consigliere del comune di Pieve Fosciana con delega allo sport, ne parlavamo prima ovviamente sia col vice sindaco che con il presidente del consiglio comunale, una grande manifestazione anche oggi, un grande impegno ma soprattutto un comune che si è unito intorno, perché anche a mangiare c'erano tantissimi volontari. Sì, veramente è stata una giornata quasi perfetta, veramente è riuscito tutto bene e noi siamo felici e orgogliosi perché poi il ciclismo è uno sport che a Pieve Fosciana come tradizione è molto seguito, ci sono molti appassionati. Noi speriamo che questa manifestazione aiuti un po' a riprendere un po' anche lo stimolo, la voglia di praticare questo sport che abbiamo visto oggi, è bellissimo, muove un sacco di persone e che dire, bene, sono contento e speriamo il prossimo anno vada ancora meglio. E niente, dai, tutto per il meglio. Siamo con Carlo Biagioni, consigliere comunale di Castelnuovo Garfagnana con delega allo sport. Quest'anno avete aiutato in questo connubio, già che c'era tra Monte Carlo e Pieve Fosciana, avete voluto dare anche il vostro contributo in ricordo di Mauro Vergamini, un appassionato molto di questo sport. Di Moreno Vergamini. No, scusa. Sì, tanto ringrazio il Comune della Pieve e la società US di Monte Carlo che ci hanno dato questa occasione per ricordare Moreno, che era un grande ciclista, un grande appassionato della bicicletta e che per Castelnuovo ha sempre dato tanto. E quindi ringrazio anche la famiglia che subito ha dato l'ok per questa cosa e speriamo che continui nei prossimi anni ancora meglio. Pierluigi Castellani, presidente del comitato provinciale lucchese, insomma, Pieve Fosciana è veramente subito entrato nel cuore della federazione, perché l'anno scorso il grande impegno che ha messo è stato premiato quest'anno con l'assegnazione di queste maglie provinciali. Poi qualcosa in più è già stato detto anche alla conferenza, magari un sogno. Vediamo, sì, in effetti partiamo dall'anno scorso. L'anno scorso loro si sono presentati per la prima volta a delle manifestazioni importanti come le categorie esordienti e allievi e devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro. Avevamo un avversario che era il tempo, purtroppo non ci ha aiutato, però nonostante tutto la manifestazione si è svolta molto bene. Quest'anno il tempo invece è stato molto migliore rispetto all'anno scorso e l'adesione dei partecipanti, degli esordienti allievi è stata ottima, nonostante ci fossero anche altre gare in regione, e l'assegnazione dei campionati provinciali esordienti allievi è stato un po' un premio al lavoro che è stato fatto l'anno scorso. Centrato in pieno perché questa azione è andata molto bene e poi c'è il famoso sogno che adesso vediamo, ne parliamo a breve entro l'anno, di portare il campionato regionale per il momento allievi, però secondo me si può fare anche gli esordienti, che i percorsi qui volendo si trovano, lo possono permettere, ecco, anche se sono un po' particolari che gli esordienti tanta salita non la devono fare, però francamente volendo si può trovare un percorsino adatto per farli fare il campionato regionale, che sarebbe una bella cosa perché sarebbe un ulteriore premio all'organizzazione e al comune che si sta impegnando, direi, tantissimo. Antonio Davalle della Monte Carlo Ciclismo, avete rinnovato per il secondo anno questo connubio con il comune di Pieve Fosciana, che ha creduto nel progetto e forse possiamo dire è stato anche un po' un promotore, il ricordo di una persona come Rossano Mori. Difficile trovare persone come loro che comunque hanno veramente dato tantissimo aiuto e voi avete voluto continuare questo connubio. Sì, devo ringraziare intanto il comune qui di Pieve Fosciana che ci ha dato questa opportunità di rifare questa corsa e devo ringraziare soprattutto tutti gli addetti ai lavori che è andato tutto bene e dobbiamo aver avuto fortuna che il tempo ci ha anche aiutato quest'anno, per fortuna. Ecco, qualcosa in più con l'assegnazione dei titoli provinciali. Sì, i titoli provinciali, si è avuto fortuna quest'anno anche il comitato provinciale ci ha dato questa opportunità a questa manifestazione di avere il campionato provinciale e diciamo grazie.